Allora, adesso parliamo a spasso per la montagna lombarda, i cartelli in lombardo. Volevo chiedervi, giusto per ragioni diciamo, di servizio, se qualcuno vuole venire all'aperitivo che organizziamo alle 18 qua vicino. 2, 3, 4, 5. Ne voglio scappare. Va bene, siamo su 5. Ok. Va bene. E poi allora se nel tavolino in fondo ci sono degli sticker, dei gadget, delle spillette, se qualcuno volesse la maglietta è a donazione libera su Canuti. Come vuole fare col scavo? Buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Daniele Rech, vengo da Erbe. In realtà era un attimo titubante se farlo in lombardo o in italiano questo intervento. In lombardo. Però diciamo, vediamo cosa vota il popolo. Lombardo. Allora il famiglia lombardo. Io mi assegno. Capisco. Allora, messo diciamo l'inventor dei cartelli lombardi e logicamente quando viene il derba alla pagina il guarda e dice ma se lei cartelli lombardi e mette di descrivere la scelta è un'iniziativa popolare dunque che è finanziata da missioni la versione del popolo è una roba che si sembra inventata più o meno un anno fa e le mia un'associazione negozia che domani la pagina Instagram della gente che la si mette a fare i cartelli a tirare insieme informazioni e diciamo che per adesso è come dire campata per aria anche se le un termine per dentro e l'iniziativa che è libera è aperta a 10 persone che vedono in Japan Part per esempio, me adesso so che fa il 80% dell'aura, che era anche di altre persone che le specificherò, però per esempio di oltre che si che per c'è parte, per gruppo undergod, le ha se scritti, le ha se magari guarda che mi è venuta un'idea e dunque vi riproponetela e si toglie libero di fare il voto. Le diciamo un movimento la mia politica diciamo che vi ritenete che la questione che defera anche perché vedi che su internet ogni tanto che tanta gente la dice no perché bisogna anche metterla in una maniera politica perché la fella che entra mia è vera che purtroppo ogni tanto la che entra anche la politica ma che purtroppo per me la lingua la parla in te c'è dunque la sembra in un cantone che la va bene ed è spiegato in cui è nascita questa iniziativa no? È nascita più o meno come lei un anno fa e intanto che ci c'era di conto invece della mia valle si chiamava Fortunato l'italiano fortunato che gastabaita che la si chiama Pramarché e beh che andavi sempre su al bivacco Mario Cur che è il nostro quartiere generale di Spelvedari e lui l'attacca a parlare dei anche che lei che si là e si chiama se la cruz della Vicerera ma e messo su dei ma Luca te ci boschi te ci siti i ganno un nome cioè gli indietri 4 sì che va bene gli hanno nome perché è una località no ostia che è il nome del bosco che è il nome del Pra, che è anche il nome del cantone. E le starei 4 ore di discorso a cantare questi nomi. E ho detto, la mia possibile la sai perdere, la mia possibile che mi sono e si interessa, dunque mi se ho ciappato me l'impegno di farlo. E dunque siamo partiti, ma fortunatamente con una buona mano, dunque so voglio fare tanti roba. Ringrazio il mio padre, mamma, il mio nonno che mi ha insegnato un bel po' di roba
E dunque, con tullen de scarto, con tullen che mi tirava insieme, è incominciata a cazzo di cartelli. Per esempio, che è la capilletta della Carigiola, che è una capilletta che è dentro dalla Val del Sainà, è in memoria di Mors della Peste, dunque del 600. E il segno mo, il perché si chiama Rigiola, perché logicamente metto anche fuori post, metti sui cartelli, metti sulla la foto del sito, però che scrivi anche se anche un'etimologia del real nome. Probabilmente invece il Madei che si riferiva a una K dove che stava che si chiamava Rigiola, magari era un soprannome tanti anni fa, e dunque la si chiamava Isce. Poi devo anche dire che i nostri cartelli, allora, viene scrivendo una grafia pallombarda, ad esempio, che sono sta iniziata da Shur Brian a Shur Lisander in funta, però che anche la trascrizione in fonetica, perché le c'è che se arriva a vedere che il mia parlare, il mia scritta, magari le mie lombarde, le mie bunde, le parliziane. Che tu che è il nostro quartiere generale, che è il Vivac Maricourt, che su che è un vivac che si trova proprio in due che una corna di confine tra il Stato di Milano, e dunque il Ducato di Milano, e la Repubblica di Venezia. E dice che è un posto che a me le ha seccato, visto che me fu del cognome Rec, il mio nonno era del Veneto, sono metalli sono metalleo. E che è anche un gruppo di volontari che noi conosci, che mi manda anche a supporto per fare questa iniziativa che tra l'altro saluti. Per esempio voi vi faccio anche vedere, perché il nostro obiettivo è anche cercare i nomi che sta italianizzati e dunque hanno perduto il suo significato di tirarlo insieme, tirarlo fuori dell'oblio. Questa è la Cruz della Biciarella, dal lombardo arcaico Vicia dunque Vegia e Röda dunque Biasente, perché il Tralec e Valderf era mia la strada, perché c'è che Cugnos Valderf sa che per venire su è una strada che è scavata dentro della roccia e che le che roccia ti sbaglia ti passa là, e dunque noi torniamo in giro a pezzi, più di mia c'è fa l'elicottero, e dunque era la fine strada per Indalec, che in cui purtroppo è stata chiamata croce di Vicerola, che cosa cazzo adesso solo se riesce a cercare di capire, e dunque tira fuori questo nome. O per esempio anche indicazioni bilingui, perché c'è tanta gente che la va in montagna, che di sta, c'è che Cugnos Valderf sa che le piede milanesi, piede turista, tanto e dunque cerca anche di pubblicizzare la roba di fascia. Adesso ho cominciato a mettere anche il tag della pagina, perché le char che bisogna fare pubblicità, bisogna fare reclame, come diceva la mia nonna. E logicamente che vorrò il tempo, che vorrò la pazienza, che vorrò anche un po' di danni, perché logicamente mi è sempre un legno del troi del scarto, e sono mie sempre per me a fare, perché per carità a me fa il 80% del lavoro, però che anche di persone, per esempio un Lisander che la là in funta, che mi dà una mano ogni tanto, e anche Alberto Rosa che saluti, che stavo ascoltando qua, e che saluti anche Caterina Grasselli, che vi dirò una roba, le metà lombarda, metà meridionale, la parla mia lombarda, però la mi dà anche una mano, e lo disegna più se vede me, sono anche un po' invidioso. Però vi faccio vedere per esempio i suoi cartelli Magneuden, Falese del Pace, per cui sono pagato, e ecco, per esempio, che le mie scrivo in una grafia pallombarda, le scrivo in fonetica, ma che è il mio problema, l'importante è salvare il nome, perché per me ho provato a scrivere con la UE, ma magari se capisce mia, però alla fine che pensi me che un cartello, soprattutto se le faccio con un pirografo, è un lavoro artigianale, e dunque la persona
che la scrivio è anche libera di decidere come farlo, perché è un po' un'opera d'arte. E soprattutto adesso che vi fa vedere un po' di roba, vorrei anche spiegare i nostri obiettivi, che il prende tutto salvare la lingua lombarda e sempre per quella roba che, ma lei anche arrivare a istituzioni, ma per quanto che le istituzioni del comune di Valder vero routine dovrei fare. Vi faccio vedere una roba velocissima, è un po' fuori del programma, ma le diciamo che sembra riuscire a fare specie, quelle che sì. Intanto annuncio di servizio, se qualcuno vuole le magliette abbiamo ancora una S e una M, il resto sono XL. No. No. Ah, che. Perfetto. In teoria che deve essere, essere mia. Non mai essere mia. O cambia. Sto poi tu. La mia? Bene. Bene. Sono anche assistenza tecnica occasionale. Adesso ne va. E ne va mia. Vabbè. Vi faccio vedere che in teoria sarebbe. Per esempio, questo è il cartello che è in trilingue, italiano, lombardo e veneto. Dunque, vi sarà contenta anche il venetista. Che Gette Melle al Bivac, è una storia piscinina del Bivac e soprattutto è importante per far capire che in zona del confine, dunque una zona che ha una sua importanza storica, perché adesso vedi il Bivac che è sistemato, è tutto bello, ma è più di 300 anni che è lì e che sta dentro anche le guardie venete a fare le frontaliere. Belengi alla